Bentornati! Per la seconda puntata in sagra del Ciosotto ci troviamo sull'isola dell'Unione. L'espressione di oggi è ciuccia mariuccia. L'espressione, che si presta a notevoli interpretazioni, sembra tragga l'origine dal verbo ciucciare, che la parola mariuccia sia in verità stata costruita per fare eco alla parola ciuccia. L'espressione, che sembra essere usata per lo più come una reazione ad un'affermazione che il nostro interlocutore sembra ritenere più importante del normale, corrisponde all'italiano capirai. Il fatto poi che si usi il verbo ciuccia, che corrisponde anche all'italiano poi attaccarti, probabilmente indica il fatto che il nostro interlocutore viene invitato a cercare quanto di residuo è rimasto sull'osso e quindi a succhiare, a cercare di mordere quel poco che c'è e quindi qualcosa che non dà una grande soddisfazione. Per rendere l'espressione ancora più forte si è fatto eco con la parola mariuccia, per cui ciuccia mariuccia vuol dire, puoi anche attaccarti. Attaccatelo! Se, ti capirà che soddisfazione. Te lo può anche attaccare. Ti capirà. Ti voravi, ti. Se, ti vorressi. Prego, sì. Allora, una piadina. Aspetta, fammi una carità, tommene una anche a me. Ma questa, ciuccia mariuccia, bella. Dai, allora dopo ti me ne dà un tocchettino piccolo, una fregoletta. T'ho detto di no, vai via, mollaghela e lasciami in pace. Una piadina con il prosciutto e la mozzarella. Va bene, sì, va bene. Oh, ma cosa fai? Tu mettete bene. Scusa. Oh, ma adesso ti ho il tuo scooter nuovo. Guarda ti e ti dovessi vedere cosa che nattina in Val d'Ario. Oh, ma a me farà visto fare un giro. Un giro. Ciuccia mariuccia, ti verrà la mangiare di polenta. Oh, sto che ho trovato lavoro. Ah, già era ora, beh non, e cosa sei lo sto lavoro? In tu call center. E dove? In Tulco, cosa sei lo? In tu centralino, ti sa. Ah, come quei che ti telefona tutte le ore, soprattutto con ti Santa Tola. Oh, bella. Ma che il paintolio l'ho da mettere anche missa. Anche maliusetta che ti sei, non tortela. L'importante è chi te paga bene, per chi te paga, è vero? Ti avoggia se mi paghi bene. 400 carte al mese per 10 euro al dì, senza contare i straordinari. 400 euro per 10 euro al dì. Ciuccia mariuccia, ma piccate va là. E adesso la reclami. Se vuole fare netto e anche al botto, biacchi indosso, ave il ciosotto. Se vuole fare netto e anche il botto, biacchi indosso, ave il ciosotto. E se indosso lo vuole avere dalla sera alla mattina, dove andare dal Fotolux a Marina. Insendoso, zelsinico. Oh, la gera insendosa come una vecchia amarantega. Insendoso in medise che ad essere il tossego. È per questo che alle volte insendose se le medesime. Alle volte sei insendosa perfino la cicolata. E diravis tu mai che insendose sia anche le robe che te fa degiarire? Insendosa è una roba che ai figli piccoli non che piace. Insendose può essere anche le mandorle. È il sendoso, è il caffè che non ci mette il zucchero. Se non le avevi ancora capito, insendoso se amaro. E per la sezione da strimbole a stramboli proponiamo oggi il nostro primo enigma. Gli enigmi sono stati per molti secoli uno dei generi letterari prediletti nel Medioevo. Trovano la loro origine nella tarda antichità, quando Sinfosio cominciò a scrivere in terzine e in esametri dattilici delle squisite piccole opere in cui un oggetto, un personaggio, un concetto astratto in qualche modo entrava in scena parlando e chiedendo al lettore di dire chi fosse. Strisso in terra sitta sitta, e che rivo non ti senti?
Ma se in coa già sao messetà che un vento, un marubio o una caligà, vardame che devento. Chi sugiu? La soluzione a questo enigma la potrete scoprire guardando la seconda serie del Ciosotto.